detto dunque un anno fa il Comune apponeva i pacchetti all'entrata a questo comprensorio e vietando così l'entrata alle associazioni che qui operano. Le associazioni ci siamo riunite in un coordinamento. I due coordinatori che hanno rappresentato le associazioni in quest'anno nei vari incontri con il Comune e con l'Università interverranno più tardi. Abbiamo avuto dunque incontri sia con il Comune sia con l'Università. Ricordo che il Comune ha siglato una convenzione con l'Università nel settembre del 2021 con la quale dava in gestione questo comprensorio all'università per poter costruire un campus universitario. Nulla in contrario da parte nostra al campus universitario, sarebbe stata o sarà, o forse non sarà, non sappiamo, un'occasione per ristrutturare, ripristinare tutto questo comprensorio, tutto questo spazio. Abbiamo però chiesto sia al Comune sia all'università che ci venga data la disponibilità di qualche edificio in modo da poter comunque rimanere qui e poter continuare la nostra attività. All'inizio il Rettore sembrava d'accordo, ne doveva parlare chiaramente col suo consiglio direttivo. In ultimo invece, dall'ultimo incontro che abbiamo avuto il 17 gennaio con il sindaco di Piazza e col direttore generale, ci è stato invece detto molto chiaramente che noi qua non abbiamo più e probabilmente non avremo nemmeno più diritto di entrare. Ci sono stati in quest'anno accanto in questa lotta vari esponenti politici sloveni, vari esponenti governativi, ricordo il ministro Arcion, ricordo il console generale e il console della Repubblica Slovena, che hanno appoggiato la nostra lotta e si sono incontrati anche, sono sentiti spesso con il Comune di Trieste. Permettetemi da questo luogo di ringraziarli per il loro appoggio. Če dovolite, bi sedaj predala besedo predstavnikom raznih društev, ki nam bojo povedali, kako so oni doživljali to dolgo leto. Do ora la parola ai rappresentanti delle varie organizzazioni circoli che hanno l'attività in questo comprensorio, ci porteranno la testimonianza di come hanno vissuto questo lungo anno. Prego.
approssimano veramente di piazza come Poesia o inizio di raffinate a maggio, una piscina a giugno, dove è caldo, 100 giorni Šli smo iz mest in iz majhnih vasi, čez morje velikih idej. Prišli smo daleč, dalepši bo svet, da vse bo drugače kot prej. Nova sera, so singing every country day. 'Cause the earth and the ocean will still sing the song of the Abraham every day. Delavci kmetje, učeni ljudje, zdravo opravil posod. Dizel svoj misli, da lepši bo svet, da čvrst bo več kot gospod. So sing the Lincoln Brigade, 'cause the earth and the ocean will still sing a song of the Abraham Lincoln Brigade. Dvignimo čaše, naj dolgo živi spomin na nešteto gorja. Tisoče tistih pomorskih ljudi, ki so padli v brigadah sveta. No passerà, so sing the Lincoln Brigade. 'Cause the earth and the ocean will still sing the song of the Abraham Lincoln Brigade. No passerà, so sing the Lincoln Brigade. 'Cause the earth and the ocean will still sing the song of the Abraham Lincoln Brigade. Tako kitaro, veš, možno razumeti. Pa je nam poznati. Širokim nasmehom je prihajala k nam.
Ljudje so si resni, se ljudje ponosnih obrazov, žarečih oči. Zgodbo prišla je, kot za praznik je prav. Na vrhu zvonika rdeč je prapor igral. Noče so vsi rekli, dobro nam bo. Imamo veliko, modro nebo. Svoboda je ptica, je večna resnica, daleč leti. Svoboda je vratu na vsakem koraku, nekaj živi. Svoboda je moja, svoboda je tvoja, vsak jo ima. Svoboda je človek, ki svobode predati. Danes se čuti, da nam ni vrti domov. Ko veter potegne iz bližnjih gozdov, takrat se postave časi viši. Po tisti svobodi za tiste ljudi. Svoboda je ptica, je večna resnica, daleč leti. Svoboda je v zraku, v vsakem koraku, nekaj živi. Svoboda je moja, svoboda je tvoja, vsak jo ima. Svoboda je človek, ki svobode predati. Da bi si jo prisvojil, da bi jo s puško in terorjem zaznamoval in jo napravil svojo nas. Ta črna barva dučeja, ti okovi, to slepo ječanje prinaša novo usodo, ki jo bomo odpečatili, če tudi